Sicilia, terribili alluvioni portarono nel Messinese disastri e morti. Egitto, il paese a un passo della guerra civile. Spagna, nelle elezioni crollano i socialisti. Governo, Monti rifiuta l'accusa di essere allo servizio dei poteri forti. Fiat, terminò la produzione a termine. Benedica a tutti. Lo passato martire, un'alluvione terribile, portava disastri e morte nel Messinese. Lo paese più danneggiato risultava essere Saponara. Un morero 3 persone, tra cui un caruso di 10 anni. Un ciume a Villafranca ne uscì fuori di Rosolette e 20 famiglie restarono isolate. Le strade di Barcellona a Pizzigotto parirono ciumi. La Limarra era un neghiè. I cittadini siciliani, ma magari in poco di giornali online, commentarono dalla rete internet lo strano silenzio delle mezzi di informazione televisive nazionali durante la giornata dell'alluvione, come se questa tragedia avesse capitato da un paese straniero, e manco. Nello passato sabato in Egitto, tra un clima di guerra civile, continuano proteste e manifestazioni nella piazza Tahrir, a Cairo, per domandare la fine dello stato di polizia introdotto dai militari dopo la caduta di Mubarak. L'esercito reagì violentemente. Le morti sono stati 40 e le ferite quasi 1.000. La polizia arrestava perché dopo liberava l'unica femmina candidata alla presidenza, Butaina Kamel, mentre era con i manifestanti. Ci furono scontri pure nel sud-ovest del paese. L'UNRWA e il governo presentò le dimissioni ai militari che l'accettarono il giorno appresso. La domenica passata in Spagna si tendono le elezioni anticipate. Il Partito Popular, con il candidato Mariano Rajoy, vincì largamente alcanzando la maggioranza assoluta. I socialisti che governavano nel 2004 perdero 59 deputati, precipitando alle minime storiche. Allo terzo posto, con 16 seggi, ci sono gli autonomisti catalani. Per la prima volta gli indipendentisti baschi trasero nel Parlamento ottenendo 7 seggi. Domenica 20 di novembre, il New York Times pubblicava una parte dello studio dell'ufficio di licenziamento USA che denunzia la quasi povertà di 100 milioni di cittadini americani, dei quali 20,5 milioni sono poveri, perché campano con solo $5.500 all'anno. Il presidente del Consiglio Monti, con il suo intervento alla Camera, ha risposto a cui lo definì a servizio dei poteri forti, dicendo che durante la sua attività di commissario europeo gli affaristi americani lo chiamavano Saddam Hussein dello business. Infatti sono assai che pensano che lo stimato professore possa fare l'interesse della grande finanza, che governa il meccanismo della moneta unica e non chi dei cittadini. Il 25 di novembre terminò la produzione nella fabbrica Fiat di Termini. Il 26 e sino alla fine dell'anno le travagliature sono in cassa integrazione. Il 31 di dicembre l'industria chiude per sempre. Il commissario dello Stato Carmela Ronica, violando lo statuto di autonomia della regione siciliana, impugnò davanti alla Corte Costituzionale da poco di articoli del disegno di legge sopra agricoltura, pesca, artigianato, cooperazione e commercio che aveva approvato l'ARS lo passato 9 di novembre, magari chiedo sopra lo divieto di dare bevande gassate in tali distributori automatici delle scuole per fare posto a spremuto di frutta fresca. Palermo, con lo motto Yes We Camp, da poco di decine di picciotti palermitani occupano del 17 di novembre la Piazza Verde per protestare contro la precarietà, la crisi e le diktat imposte dai mercati finanziari globali. Il 17 fu il giorno della protesta degli studenti, con l'occupazione della Fondazione Banco di Sicilia in via Libertà, il tatino di Ova e Petri contro le banche e l'assalto degli estremisti di Anomalia alla sede di Giovane Italia. I carabinieri di Baucina arrestarono Giuseppe La Barbera, accusato di essere un ladro di sepolcri. In tale garage dell'uomo, i militari trovarono 150 reperti archeologici del V secolo, più un valore di 300.000 euro, proveniente dallo parco archeologico di Montefalcone. Benvenuti a tutti. Palloni, ma la giornata la 12ª di Serie A per gli squadri siciliani. Lo Palermo perdiu a Torino contro la Juventus per 3-0 e lo Catania perdiu in casa contro lo Chievo per 1-2. Nella Lega Pro lo Siracusa vinciu per 2-0 con lo Barletta e arrestanta la parte alta della classifica, solo un punto di la prima. L'Automobile Club d'Italia assegnava alla Sicilia l'unica corsa di Lumunari Rally 2012, che si va a fare in Italia dal 18 al 21 di ottobre del 2012.
Domenica 20 si corriò la 17ª maratona di Palermo. Vinciu l'ucrainiano Benjamin Sarem Kiprop. Tra i femmini, prima l'etiopi Woknesh Oda Shashe. Di 24 di novembre al 4 di dicembre si tiene nel Domo di Murriali la 54esima edizione della rassegna Settimana Musica Sacra, manifestazione internazionale di musiche liturgiche. Lo programma prevede concerti d'orchestra e corali, suonate con l'organo e esibizioni di solisti. I concerti sono gratuiti. Dalle giorni di sabato 26 di novembre delle 4 di dopo pranzo e domenica 27 delle 9 di mattina si tiene sino a mezzanotte a Valderici, alla scuola elementare di Casalbianco, la 23esima Sagra dell'Ulivo. La manifestazione vuole trattare diversi temi che hanno a che vedere con l'olivo e la sua ricogliuta. Dagli stessi giorni 26 e 27, i comuni di Ficarra, Sant'Angelo e Caronia presentano la manifestazione Expo Nebro di Città dell'Olio, un viaggio in sapori antichi, ciaure scordate, paesaggi limpidi, cultura e arti. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.